Amane vagò per i tabaci per alcune ore, cercando il giardino del bene e del male di Eastwood. Il film non era una rarità, eppure non riusciva a trovarlo. I negozi sembravano esserne sprovvisti. Era la prima volta che si ritrovava senza il film che doveva recensire. La cosa lo fece precipitare nel panico. Non poteva succedere niente di peggio. Avrebbe continuato a cercare fanculo la spesa, ora gli importava solo di trovare quel film. Avrebbe girato tutto il Giappone se fosse stato necessario. Alle 2 del pomeriggio fece uno spuntino e prese un treno dello Shinkansen diretto a Dogawa. Una volta giunto nel quartiere entrò in ogni negozio specializzato in DVD e film. A un certo punto, proprio quando ormai si stava rassegnando alla peggiore delle ipotesi, cioè non poter recensire il film, trovò una copia usata del Giardino del Bene e del Male, su una bancarola per la modica cifra di 1000 yen. Fissò la copertina come avrebbe fatto un beduino fissando un'oasi nel deserto. Ce l'aveva fatta, l'aveva trovato, ma erano già le 4 del pomeriggio. Devo tornare a casa, mormorò, in ansia senza staccare gli occhi dal DVD. Devo tornare a casa e mettermi subito al lavoro.